Allora, noi chiacchieravamo fuori onda e raccontavo cose anche secondo me interessanti, visto che sono ufficiali si possono anche dire, no? Nicola Mazzonetto. Ovvero che cosa? Sì, non c'è nulla di nascosto nascosto. e di segreto naturalmente in quello che Però facciamo, sono cose anzi importanti. è importante che i cittadini sappiano che c'è chi lavora per la loro sicurezza e per aumentare la sicurezza, che è particolarmente sentita. La piattaforma che stiamo ormai implementando, ma la stiamo implementando grazie al supporto di alcuni prefetti, delle forze dell'ordine, è quella è una piattaforma interforce, in cui dalle serie di informazioni, di immagini, ma soprattutto informazioni che i sistemi di sicurezza che possono essere messi nelle città, nelle strade o comunque dove servono, sono a servizio in tempo reale a qualsiasi forza dell'ordine, che siano carabinieri, che siano la polizia, che siano i vigili urbani, la polizia municipale o i servizi di primo soccorso, il pronto intervento, la Croce Rossa anziché la Croce Verde, i vigili del fuoco. C'è un sistema integrato. È un sistema integrato che credo sia importante per fare una sintesi in modo tale che succede quell'evento particolare, bene, in quell'evento particolare ci deve arrivare chi è preposto per farlo e ci deve arrivare in sicurezza, in propria sicurezza e soprattutto con tempestività, perché la reattività deve essere immediata. Ecco, con questa piattaforma che in tempo reale smista le immagini, smista le informazioni alla pattuglia dei carabinieri, anziché della polizia, anziché dei vigili urbani, anziché dei vigili del fuoco, oppure della Croce Rossa, perché è successo che serve soltanto lì un'ambulanza ma non serve nessun altro, quel mezzo di soccorso o il mezzo di pronto intervento o mezzo di sicurezza arriva lì, in quel punto lì, e con delle immagini certe, in tempo reale, senza che nessuno da una centrale operativa, e qui è il paradigma diverso, le centrali operative che sostanzialmente non hanno più senso che esistano, perché i mezzi di pronto intervento o i mezzi di polizia avranno un smartphone, un tablet dove lì gli arriva la segnalazione dell'evento e possono intervenire direttamente e vanno a colpo sicuro, perché avranno le immagini senza avere delle informazioni che diventano difficili e lunghe e nel frattempo la pattuglia è arrivata ed è già successo qualcos'altro. Ottimo questo. Un altro messaggio. È vero, le bollette dell'acqua sono care. Se un giorno l'Europa mettesse le bollette a €1 al litro, continueremo a dire che siamo in linea con le tariffe europee? Vabbè. No, assolutamente no. Mi auguro che €1 al litro non ci arriveremo mai dal rubinetto, perché in ogni famiglia consuma ettolitri di acqua potabile, acqua bevibile, e sicuramente a un centesimo rispetto a una bottiglia di acqua. Quindi no, assolutamente no, €1 al litro di acqua dal rubinetto non deve mai arrivare a esserci. Quindi voglio rassicurare il telespettatore o telespettatrice che ha dato questa segnalazione, accetto ben volentieri la sfida che non si arriverà mai a un litro, a farlo costare €1 un litro di acqua. Forse qualche altra marca che si compra al supermercato sì, ma dal rubinetto no. A Milano il biglietto verrà rincarato a €2, ma almeno i mezzi passano spesso e vanno pressoché dappertutto, soprattutto la metro. Ci vorrebbe a Padova un tram totalmente a corsia preferenziale e vedrete come cambiano le cose. Anna. Sì, Milano, la Lombardia direi è molto in linea con il modello veneto. Nel caso specifico di Padova, a Padova si stanno aprendo le buste perché c'è stata la gara e quindi vedremo chi si aggiudicherà per i prossimi anni il servizio del trasporto pubblico locale padovano. Ecco, anche qui una particolarità molto, molto interessante. Ringrazio
ringrazio questa segnalazione perché le aziende, un raggruppamento di aziende associate alla Conservizi del Veneto ha partecipato alla gara di Padova e l'azienda di Verona, la TV di Verona, l'azienda e la TVO di San Donà di Padova, di San Donà di Piave e un'azienda privata, la Linea, che è una linea di un privato, si sono messi assieme, si sono raggruppate per partecipare alla gara di Padova. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo, le nostre aziende hanno dei numeri che possono competere fuori dal proprio territorio locale e mettersi in competizione con le Ferrovie dello Stato, che è un colosso, è un grande Golia. Sappiamo che Padova in questo momento è servita da Busitalia, che è una società del gruppo delle Ferrovie dello Stato. Bene, si dovrà confrontare con un raggruppamento di aziende di trasporto pubblico della Conservizi. Questa è la dimostrazione che il Davide contro Golia, vedremo chi vincerà. Adesso staremo a vedere. Ma questo non implicherebbe dei cambi negli orari, nelle tratte, nelle cose, oppure può essere un'occasione di revisione globale in base a quelle che sono le domande dell'utenza, secondo lei? Sappiamo che le aziende... È un argomento delicatissimo. Sappiamo che le aziende del raggruppamento che hanno partecipato alla gara di Padova hanno proposto una rivisitazione del servizio, sicuramente una rivisitazione in meglio del servizio e a costi tutto sommato del biglietto che non variano. Soprattutto è una cosa importante anche con la unificazione, cosa che in questo momento Busitalia non ha fatto, in questi anni non ha unificato il servizio del trasporto urbano con quello extraurbano. Mentre invece le aziende del raggruppamento della Conservizi del Veneto, ripeto, la TV di Verona, la TVO di San Donà di Piave e il gruppo La Linea hanno invece portato e lo porteranno nell'offerta che hanno fatto, hanno anche unificato questo servizio e credo che questo andrà a tutto vantaggio se vinceranno la gara, ovviamente andranno a tutto vantaggio dei cittadini di Padova. Perfetto. Voglio affrontare anche la questione comunque della formazione perché è importante, perché voi avete puntato sulla formazione delle persone, cioè per raggiungere certi risultati bisogna che le persone siano preparate, stimolate, incentivate, non lasciate lì a proseguire nell'ordinarietà. E quindi quanto è importante per voi quindi questi corsi, l'Academy, sostanzialmente avete aperto una vera e propria accademia di formazione? Sì, non c'è innovazione se non c'è un'adeguata preparazione e quindi non c'è un'adeguata formazione. Ovviamente abbiamo puntato in alto e quindi a una formazione a livello universitario. La nostra partnership con l'Università Uninettuno è una partnership che ci porta ad avere una università internazionale, la prima università internazionale online. Qui siamo in una sede di una TV privata, però Uninettuno fa parte del gruppo RAI, Radio Televisione Italiana, che da oltre un secolo ha alfabetizzato l'Italia dal dopoguerra e ha creato Uninettuno, l'università che ha 156 presenze nel territorio mondiale, okay? Ma ha la sede anche a Padova, nella sede di Conservizi Veneto. Quindi noi siamo il polo tecnologico universitario di Uninettuno ed è un servizio che noi diamo, un servizio universitario di primissimo ordine, perché si tratta della prima università telematica nazionale certificata dal Ministero ed è la terza a livello nazionale. La prima università telematica mondiale premiata lo scorso anno a Dubai come la migliore piattaforma universitaria telematica e Conservizi Veneto ha puntato in alto, ha puntato ovviamente al meglio e lo forniamo, lo diamo a disposizione dei cittadini del Veneto. Ce l'abbiamo e la sede ce l'abbiamo a Padova. Perfetto, siamo arrivati in chiusura. Solo una cosa, corsi di formazione e selezione del personale, vero? Quindi questo è importante. Sì, è importante che le aziende sane che assumono,
perché in questo momento ci sono le aziende nostre associate che assumono, e quindi è importante che le nostre aziende associate assumano persone qualificate, e come associazione naturalmente diamo una mano alle associate per selezionare, per cercare le migliori figure professionali da portare al proprio interno. Chi fosse interessato, a chi deve rivolgersi o chi deve scrivere? Avete un sito, una mail? Ci possono scrivere direttamente a Conservizi Veneto, quindi riferimento a Conservizi, direttamente che poi a Conservizi Veneto. Potete scrivere direttamente a me, direttore@conserviziveneto.net, o comunque nel nostro sito conserviziveneto.net, e ci siamo. Perfetto, direttore, grazie mille, ci ha fatto un quadro velocissimo, rapidissimo di tante cose, tante novità. Per fortuna possiamo chiudere con un sorriso, quindi sono positive per tutti quanti i cittadini, questo, oltre che per chi lavora per queste aziende, per le prospettive che si apriranno. Grazie ancora, buon proseguimento e buon lavoro. Grazie anche a voi.